Buongiorno, grazie per l'invito, grazie all'Ordine degli Psicologi, grazie a te Mauro. Vi porto innanzitutto i saluti anche del mio direttore, il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che è quel signore che non è Salvini, è l'altro signore alla nostra sinistra che sta intervistando Salvini in tempo reale praticamente, perché ieri è venuto a fare una visita pastorale nella nostra redazione di Venezia, a Mestre, ma soprattutto è venuto per presentare, e qui mi dispiace ma parto dall'ultima parte dell'ANSA, dalle ultime nascite dell'ANSA, l'ultimo nato appunto tra i prodotti dell'agenzia di stampa. È un prodotto che si chiama Viaggiart e adesso se permettete cerco di metterlo in pagina. Eccolo qua, è una nuova applicazione che l'ANSA fornisce gratuitamente, nata da una app che si chiama Viaggiart e da tutto il mondo della grande informazione della famiglia ANSA, che come tu conoscerai è vastissima in tutto il mondo. Questo è un prodotto usufruibile da tutti, sia dai professionisti del turismo, sia dai semplici cittadini, turisti per caso più o meno, ed è un prodotto gratuito, è uno dei, forse pochi, prodotti gratuiti che per ora mette sul suo portale l'ANSA. È il secondo prodotto che presentiamo in circa 6 mesi come ANSA Venezia. Dopo aver presentato quest'estate, fine luglio e primi di agosto, adesso la data non la ricordo esattamente, il notiziario economico che si chiama Ecofin, che non è gratuito e che è quello sì ad altissima specializzazione economico-finanziaria, destinato ai professionisti della finanza, alle industrie, alle banche e quant'altro. Ecco, questo per dirvi che dopo i relatori che abbiamo sentito prima, che hanno parlato sia di carta stampata che di ultimi prodotti digitali, che anche l'ANSA da qualche anno ha ovviamente, per forza di cose, anche per sopravvivenza naturalmente di questa grande agenzia, svoltato e scelto per forza di cose, scelto queste nuove autostrade della comunicazione. Tu come sai l'ANSA ha 70 anni, compie qualcosa di più di 70 anni quest'anno e questa è l'ultima frontiera che abbiamo. Quindi è l'evoluzione inevitabile che ha avuto anche, che ha un'agenzia di stampa. La più grande agenzia di stampa d'Italia, la terza d'Europa. E quindi è inevitabile rapportarsi con questo mondo che è quello con il quale cerchiamo di far capire anche i professionisti devono trattare in qualche modo. Certo, no? Ecco, prego. No, volevo dirvi che a proposito di usufrutto, chiamiamolo così, fruizione di questo mezzo, proprio anche i professionisti come quelli che racchiusi nel vostro ordine possono avere uno sbocco del tutto gratuito ovviamente sui nostri flussi di comunicazione anche locale, perché noi abbiamo una pagina che viene modificata praticamente in tutti i minuti, che è la nostra pagina del Veneto. Ecco, queste sono le notizie apparse, non so se ancora quelle di ieri sera o no, queste sono quelle nuove. Ecco, c'è la presentazione di Viaggiart, come vi avevo detto prima, e le notizie di cronaca più meritevoli di essere inserite nel nostro notiziario. Scusa, Viaggiart è nazionale ma col focus Veneto, che ho visto. Sì, con specificità regionali. Venete per cui... e addirittura comunali, perché se il comune di Treviso decide un giorno di far veicolare ancora di più le mostre di Goldin, ci avverte e del tutto gratuitamente noi, attraverso vari comunicati, gli uffici stampa, come abbiamo visto, community, eccetera, eccetera, li inseriamo. Ovviamente la notizia deve esserci, come hanno detto tutti i colleghi che hanno preceduto. Se non c'è notizia non si dice niente. Ma ovviamente chi ha qualcosa da comunicare lo comunica. Nel rapporto particolarmente
speciale e o difficile anche con questa categoria di professionisti di cui stiamo parlando, la notizia ci può essere anche se i giornalisti trovano certamente un muro moltissime volte, anche per la privacy, per il segreto professionale, perché trattano argomenti che certamente non sono usufruibili da tutti e comprensibili da tutti. Però si può iniziare un determinato discorso di comunicazione dagli annunci di programmi che avete da fare. Noi abbiamo per esempio una specificità in ANSA che si chiama l'Oggi nel Veneto e il Domani nel Veneto, che non è altro che un'agenda dei principali avvenimenti che succederanno il giorno dopo in Veneto. È una delle agende più lette, credo, di tutto il panorama giornalistico veneto. La prima notizia che guardavo la mattina, perché ti dà l'idea di quello succede. che accade Non c'è e tutto, non perdi. Non c'è tutto, ovviamente, perché non possiamo mettere tutto, perché insomma mettiamo le cose più interessanti. Quindi questo dimostra l'importanza per chi ci ascolta che se c'è qualcosa che viene organizzato, di un appuntamento, di un evento, mandatelo alle vari strumenti di comunicazione. Poi a volte potranno essere pubblicati, altre volte no, saranno i giornalisti che valuteranno l'importanza dell'evento, però lo mandate e quindi siete e vi fate conoscere. No, ma noi abbiamo, anche personalmente, ho dei rapporti con dei vostri colleghi che mi avvertono quando hanno convegni, hanno riunioni, eccetera, li pubblichiamo. Non sempre, ovviamente, l'avvenimento poi lo possiamo seguire in diretta con un inviato o con un giornalista da mandare sul posto, perché siamo in pochi, purtroppo il fiume di notizie che quotidianamente il Veneto produce ci travolge, quindi dobbiamo correre sul filo della corrente, per quello non possiamo essere dappertutto, però se la cosa è interessante ci siamo, tenendo presente che in ogni caso se una cosa viene fatta istituzionalmente ad alto livello, per dire le parole povere, se arriva un ministro a un vostro convegno è chiaro che ci siamo, purtroppo ci siamo per il ministro e poi ne parleremo anche del vostro convegno, però chiaramente siamo trascinati ad esserci. Questa è l'importanza, sì, di proporre anche degli avvenimenti, organizzare un qualcosa che possa essere trainato in qualche maniera e che da solo, come si dice in gergo, faccia notizia, no? Ecco che su questo il professionista molto spesso non è in grado da solo perché non ha la sensibilità, però si può affidare ad esperti di questo settore, come ci siamo scambiati queste opinioni finora durante le nostre chiacchierate, no? E nel tuo lavoro in anni, Vincenzo, di inviato quindi, e di fatti di cronaca, hai avuto esperienze, ti sei imbattuto in situazioni di rapporti con il mondo anche di esperti, di psicologi con i quali interagire. Sì. E che tipo di problemi hai incontrato? Ecco, appunto, l'interazione non è mai stata facile, per anche le ragioni che intuibili da tutti, cioè non è una professione facile la vostra, insomma, quindi dovete creare una sorta di protezione verso chi vi rivolgete, è naturale, siamo noi rompiscatole che dobbiamo avere invece informazioni più possibili, ma questo succede anche in altre categorie, i medici non ne parliamo, se non hanno il convegnone anche loro, eccetera, i medici se succede qualcosa, un incidente, è difficilissimo che trovare sbocchi da quel punto di vista lì. Però io il primo impatto che ho avuto con psicologi è stato il 13 dicembre del 1995, quando sulla pista dell'aeroporto Catullo di Verona è caduto 58 secondi dopo essere partito, decollato, è caduto l'Antonov, un Antonov con 51 persone a bordo, 50 persone e un bambino nella pancia della mamma, che però mancava poco alla nascita, comunque 51 esseri viventi su quell'aereo, che si è schiantato su un peschetto a 800 metri dopo la pista, era andato su ed è caduto, poi si è scoperto ovviamente attraverso l'inchiesta che è caduto per il mancato disgelo delle ali, soprattutto perché la compagnia aerea
non voleva spendere soldi per sgelare queste ali, era il 15 dicembre, c'era neve, pioggia e ghiaccio, e perché il carico era distribuito male. Vabbè. E lì, io dopo essere stato una notte sui resti dell'aereo, perché sono riuscito a farmi passare per poliziotto, sono rimasto sui resti dell'aereo, mi ha accompagnato l'allora questore di Verona, e dopo aver distrutto 8 batterie del telefono per dettare tutto quello che era possibile dettare, anche se non si vedeva nulla, sono andato in aeroporto, dove allora erano arrivati parenti, erano arrivati conoscenti delle vittime, e cominciavano ad arrivare gli psicologi. Perché dovevano comunicare, dovevano o comunicare, aiutare la oppure dopo notizia. proteggere, non so, ripeto, non conosco l'itinerario di queste mosse, come si muovono. E lì ovviamente ci sono stati invece gli addetti stampa all'aeroporto, piuttosto che le amicizie particolari che avevo in aeroporto, tipo il capo della polizia dell'aeroporto, eccetera, a spiegare come erano andate le cose, perché un secondo incontro invece, e parlo di incontri, non scontri, perché non mi sono mai scontrato con nessuno, mi dice no, per me no, cioè non vado a insistere, soprattutto perché li incontri in situazioni particolarmente delicate, questi professionisti. È stato non mi ricordo, devo vedere se ho qui, nel 95 è stato il primo, nel 2006, quando c'è stata la strage in Assiria, c'è stato un carabiniere veronese che era sopravvissuto. Durante, pieno di ustioni, poverino, 80% il corpo ustionato, io ero andato a casa sua a Verona, che c'era la madre, la ex moglie, eccetera, però durante il trasporto da Nassiriya a Verona è morto. Quindi prima c'era la speranza che questo ragazzo vivesse e se la cavasse. Poi c'è stata questa tragedia, e anche lì psicologi dell'esercito, in questo caso mi ricordo una signora signorina, molto gentile con noi giornalisti, però la sua gentilezza arrivava lì, non ci diceva nulla. Non forniva informazioni. È chiaro che il nostro lavoro è di andare a scavare più che puoi per avere una riga in più, anche magari del collega dell'altra agenzia. Poi tenete presente che l'agenzia è quella che fornisce le notizie agli altri giornali. Quindi il più delle volte succede che i colleghi vedono che ci sei tu dell'agenzia e dicono, beh, va avanti, che a me, no? Allora, tenti, perché poi loro prendono le agenzie, anche se sono ottimi professionisti, sanno fare il loro lavoro, si cercano le loro fonti naturalmente. E poi una terza volta, vediamo se me la sono appuntata qui, ti chiedo scusa. Ecco, era per ricordare anche questo maresciallo dei carabinieri che si chiamava Enrico Frassanito, che poi lo hanno promosso a tenente in gloria, insomma. E poi, sì, nel 2015, scusate, quando c'è stata una prima richiesta da parte di Wolfgang Gabel, che non so se vi ricordate, era uno dei due della coppia Ludwig, che abita sulle colline veronesi, aveva richiesto l'abbandono, cioè la libertà completa, parliamo di un anno e mezzo fa, insomma. E anche lì i psicologi erano andati a testarlo, chiamiamo così, per fare la loro relazione, e all'uscita, che c'eravamo noi giornalisti, e anche lì c'è stato il blocco. Ecco, il fatto è, se mi posso permettere una preghiera, un suggerimento, chiamatelo come volete, che non è che, almeno la maggior parte dei giornalisti, pretenda la verità assoluta e pretenda, chiedo scusa, che vengano svelati i segreti terapeutici o segreti legati alla privacy delle persone, ma che almeno ci sia la possibilità, detta in parole povere, di mettere un virgolettato. Io sono il dottor Paolo Rossi, ho visto questa persona, non vi posso dire niente, chiuse le virgolette, invece di girare le spalle e andarsene. Cioè, capisco che è una banalità,
No, Però in quel certamente. virgolettato ci può essere magari una parola in più di quelle che ho detto io adesso. La famiglia sta bene, punto. La famiglia sta male, punto. È questo il Se lo- confine tante volte sottile in questo rapporto tra psicologi o medici e il mondo dell'informazione, che se uno sa individuarlo in maniera chiara può avere a sua volta dei benefici. Cioè, io lo guardo dal punto di vista del professionista che potrebbe farsi conoscere anche, farsi apprezzare, il saper dire magari quel qualcosa che può dire, ma che viene utile perché viene poi citato, giustamente come diceva Vincenzo, che ha girato in qualità di inviato per l'ANSA in tanti punti di crisi e situazioni di cronaca. Tu hai necessità di attribuzione di un fatto, di una dichiarazione, il famoso virgolettato. E un professionista che sappia cogliere cosa può dire, anziché bloccarsi e porre un veto totale, ma può dire qualcosa o interpretarlo, questo è un punto di forza che può avere. Perché la volta successiva il giornalista lo chiamerà al telefono per chiaro. chiedergli Stavo per dire qualcos'altro. la stessa cosa. E questo vi dimostra il perché, com'è che in questo sistema emergano quelle figure che poi vedete sempre in televisione. Ora, io non credo che Poi ci sono anche delle esagerazioni in quel Sì, caso. sì, sì, poi ci sono necessità di audience per cui occorre, sì, lo Sgarbi di turno, quello Ma anche che lo viene psicologo di chiamato turno, per, o lo psicologo di turno, ma sono quelli perché magari riescono, sono disponibili, usano un linguaggio comprensibile e dicono e ovviamente hanno dei contenuti da dire. Io ricordo una persona di una psicologa che era bravissima, la prima a trattare, ad occuparsi di tossicodipendenza in provincia di Padova, tanti anni fa, che veniva puntualmente interpellata perché rispondeva a questi 3 criteri di disponibilità, di linguaggio comprensibile e di farsi comprendere, di chiarezza nel suo stile. Quindi usava un registro e per anni, e io mi chiedevo, dico, ma ci sarà ben anche qualcun altro che in grado, perché intanto aumentava la platea di psicologi specializzati in tossicodipendenze, ma lei rimaneva un punto di riferimento preciso, perché era una certezza. C'è anche Ecco, questo spiega come si creino poi quei personaggi che si rendono, autopromuovono in qualche modo, che sono in grado di avere una riconoscibilità nel mondo nostro di sistemi. Sì, c'è anche da dire che poi vanno distinte determinate situazioni. Ci sono giornalisti, come giornalisti di cronaca, che hanno bisogno dell'immediatezza e lì è molto più difficile. Ci sono situazioni tipo i talk show televisivi, tipo dove c'è bisogno di un approfondimento e allora è più facile anche per il professionista sanitario o analogo andare lì e parlare, ma magari non del caso specifico, se non sfiorandolo, perché magari il dibattito è nato da quel caso, ma approfondire allora attraverso altri meccanismi, eccetera. E allora è più facile che un professionista ti risponda, si sieda vicino a te e chiacchieri con te. Certo, l'agenzia di stampa, cioè tutti nel mondo del giornalismo, l'orologio è il cosiddetto grande nemico, no? Perché devi dare le informazioni, e soprattutto l'agenzia di stampa, all'immediatezza. Questo Sì, dopo succedeva. le verifiche, perché noi se non Sì, verifichiamo... dovete verificare la notizia, ma il fatto del tempo reale o dell'immediatezza, l'agenzia di stampa ce l'aveva anche prima dell'esplosione dell'internet e del web, no? Sì, Perché sì. fa parte e l'aggiornamento costante della notizia l'agenzia lo dà. Questo della necessità del tempo e di avere delle risposte più rapide possibile è una parte che molto spesso non è considerata, Ah, beh, no. perché tu puoi avere al telefono, riuscire a rintracciare anche un professionista, il medico piuttosto che lo psicologo, e ti dice mi chiami stasera. Sì, sì, per questo. Ora il giornalista sta sulle spine se deve, no,
Sì, e quando lo trovi direttamente ancora gli puoi spiegare al professionista di cosa si tratta. Ma quando ti trovi davanti a un ufficio stampa, gli uffici stampa, come ha spiegato prima il collega, difendono a loro volta i loro committenti. Quindi se tu hai un'azienda che fa una mezza cappella e tu hai bisogno di capire perché l'ha fatta o perché prendono determinate decisioni finanziarie, non è che vai direttamente dall'amministratore delegato, anche se magari hai il cellulare, chiedi prima attraverso le segreterie, eccetera, lì c'è un po' più di tempo, però insomma, no? Hai un percorso invece gli istituzionale uffici che stampa, potete anche lì, seguire. certe volte fanno barriera, ma per carità, a me è capitato domenica, che ero di servizio domenica, dimissioni di Alessandro Benetton, vai a trovare tu Alessandro Benetton. Io ho dato la notizia senza sentire Alessandro Benetton perché l'avevo verificata, l'aveva già scritto un giornale, quindi poi l'ho verificata io, cioè, ma anche l'ufficio stampa di Benetton non ha risposto, né a me né ai miei colleghi dell'Economico di Roma che hanno, credo, cellulari anche di Trump ormai. Quindi. Sì, sì, che anche questo è il famoso muro che viene frapposto. Sì, ma non lo fanno neanche apposta perché magari domenica chi segue Benetton di turno era in vacanza e allora non ti risponde. E allora ti dice il giorno dopo. Vabbè, noi siamo però c'è un'agenzia. Ma dobbiamo dare le Siccome notizie. tu mi hai parlato, e qui concludo dopo, non voglio più disturbare, mi hai parlato dell'agenzia prima del digitale, prima di questa mezza rivoluzione in cui siamo tutti coinvolti, parlo noi redattori dell'agenzia, ti ricordo che l'agenzia sì ha 70 anni, è nata nel 45 praticamente, dalle ceneri dell'agenzia Stefani. Mitica agenzia Stefani. Che era l'agenzia del fascismo e prima ancora era un'agenzia che è stata creata da un veneziano che si chiamava Guglielmo Stefani nel 1825 mi sembra, il quale a Padova aveva fatto un giornale dedicato al Caffè Pedrocchi, tutti gli avvenimenti del Caffè Pedrocchi, eccetera. Lui ci aveva fatto un'agenzia sul Caffè Pedrocchi. Poi si era ingrandito, erano andati dei colleghi a lavorare con lui, eccetera, eccetera. È nata l'agenzia Stefani, che era l'agenzia del fascio. E poi, quando c'era la famosa linea gotica intorno tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, l'agenzia Stefani è stata liquidata e allora 3 giornalisti di 3 giornali che quasi non ci sono più, nel senso che c'è il Popolo, l'Avanti e l'Unità, i 3 direttori di questi 3 giornali, hanno detto perché non facciamo una cooperativa, rileviamo noi l'agenzia Stefani, e così è nata l'Associazione Nazionale Stampa Associata, che è l'ANSA. Poi si sono uniti altri giornali e via via, adesso noi siamo una SCARL, una società cooperativa a responsabilità limitata, e i proprietari dell'ANSA sono gli editori di giornali, non tutti perché alcuni non ci sono, ma i più grossi quotidiani, i più grossi emittenti sono proprietari dell'ANSA. Quindi ovviamente il mondo di giornali ed emittenti anche televisive finanzia l'agenzia e voi siete al servizio poi di tutti i vostri abbonati. No, ci pagano l'abbonamento. Pagano, pagano certo. il loro abbonamento, è chiaro. E dopo gli ultimi sviluppi della nostra agenzia qual è? Di non fare più un pacchetto monolitico di vendita. Se qualcuno vuole comprare tutta l'ANSA adesso deve impegnare alcuni milioni, se vuoi comprare il notiziario completo, compreso quello in lingua estera, inglese, chiedo scusa, piuttosto che russa, eccetera. Adesso si vendono pacchetti, come ti ho detto, quello dell'economia, lo sport, il primario, il secondario, eccetera.